Oh, gli uomini, gli uomini. E che tu credi in coscienza, dimmi Emilia, che esistano donne che ingannano i mariti in modo così volgare? Ce n'è diverse, senza dubbio. E tu faresti un'azione simile per tutto il mondo? Perché voi non la fareste? No, per la luce del cielo. E neanch'io la luce del cielo. Preferirei di molto farla al buio. Faresti un'azione simile per tutto il mondo? Il mondo è molto vasto. Sarebbe un prezzo troppo grande per un vizio così piccolo. In verità credo che non lo faresti. In verità credo che dovrei farlo. Certo non farei una cosa simile per un anelluccio, per qualche spanna di lana, né per vestiti, sottane, cappucci o piccolezze del genere. Ma per il mondo intero. E io non credo che esista una donna simile. Sì, a dozzine. Ma credo che sia colpa del marito se le mogli cadono. Oh. Sì, se essi diradano i loro doveri o versano i nostri tesori in grembo alle altre, oppure prorompono in sciocche gelosie irretendoci di divieti. O peggio, ci battono. Beh, non siamo sante. E per quanto dotate di grazia, pensiamo a trarne vendetta. Se sapessero i mariti che le mogli hanno sensi come loro, vedono, odorano e hanno un palato per il dolce e per l'agro uguale a loro. Cosa credono di fare quando ci cambiano con le altre? È forse un gioco? Credo lo sia. E questo nasce dall'affetto? Credo sia così. E per fragilità che si errano? Vero anche questo. E noi non abbiamo affetti, desiderio di divertirci? E fragilità, come gli uomini hanno? Dunque ci trattino bene.